I consorzi di bonifica del Veneto hanno incontrato a Roma il neo ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio in occasione dell'Assemblea nazionale dell'ANBI. Due le richieste fondamentali dal nostro territorio: snellire le procedure burocratiche, sbloccare le risorse necessarie a mettere in cantiere le opere già approvate, fondamentali dal punto di vista della sicurezza idraulica. I fondi ci sono, spiegano dai consorzi, ma il rischio è che vengano restituiti all'Unione Europea che li ha erogati o che vengano dirottati su altri capitoli a causa dei ritardi nell'interminabile iter burocratico attualmente necessario. Progettare un'opera e realizzarla e vederla finita e completata dopo 10 anni rischia di rendere inefficace ciò che lo spirito della progettazione aveva sancito. Questo è un elemento che nel Veneto, che è un territorio ad altissimo rischio idrogeologico, dove abbiamo dall'altra parte un'agricoltura tra le migliori d'Italia, tra le più importanti d'Europa, che ha necessità di avere la risorsa idrica disponibile, questo non è ammissibile. Noi auspichiamo che il governo del cambiamento, che almeno così si definisce, faccia il vero cambiamento. Faccia questo vero cambiamento nelle tempistiche delle risposte che noi attendiamo dalle infrastrutture nazionali, quindi dal Ministero delle politiche agricole italiane. Perché? Perché nel Veneto abbiamo 150 milioni di euro di progetti cantierabili, attendiamo queste risorse da 4 anni, da 4 anni aspettiamo che queste risorse arrivino. Richieste che hanno trovato una risposta positiva da parte del Ministro, ora alle parole dovranno seguire i fatti. L'Italia è il paese dove la burocrazia la fa da padrone. Noi abbiamo detto in più di un'occasione che il taglio della burocrazia, il taglio dei tempi è uno dei punti cardine sia del contratto di governo ma soprattutto di questo Ministero. Di conseguenza in me avranno sempre un alleato, perché sarà lo step one del Ministero dell'Agricoltura e Turismo il fatto di tagliare il più possibile la burocrazia.